Sono un coglione. È mezzanotte e passa. My heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Ragazzi, questo è un altro video della Road to Legenda, non so neanche più che episodio è, forse l'8º. Allora ragazzi, innanzitutto lo devi che sono nel clan Made in YouTube solamente per questo episodio, perché nel mio clan, cioè, erano tutti a dormire, ero io da solo con il mio account di supporto ad autodonarmi, perciò sono venuto qua a fare due chiacchiere. Allora, come sta andando questa scalata? Odio questa scalata, madonna, mi sta distruggendo, ragazzi. Vi faccio vedere. Allora, prima di iniziare volevo dirvi che questo video lo registro a spezzettoni, perciò è probabile che vedrete che ora sono 4564 coppe e dopo vedrete che se ne sono un po' di meno, un po' di più. Dopo non so, speriamo di non failare, insomma. Ragazzi, ora vi faccio vedere il mio registro attacchi. Allora, un 3 stelle, vabbè, è un tank col 9. Allora, guardiamo. No, l'avete visto, l'avete visto? Un fail. Indovinate su che villaggio ho failato, ragazzi. È quello del scorso episodio che odiavo. Porca puttana, sto villaggio di merda. Ragazzi, guardate il profilo di questo giocatore. 452 difese vinte. Molto probabilmente questo giocatore viene da coppe più basse, perché il suo record è 4127 e ha ben 778 attacchi vinti. Odio sta difesa. Ragazzi, per quanto riguarda le difese, voglio farvi vedere questa difesa qua. Allora, questa è la mia vecchia difesa, comunque l'ho appena cambiata da poco. Allora, Kai contro una leggenda. Porca puttana, la leggenda mi sfonda. Innanzitutto, guardiamo qua, ora inizia a mettere i suoi eroi. Ci ha messo un bel po' prima di metterli. Ci ha pensato almeno 2 o 3 volte prima di attaccarmi sto qua. Ecco, ha messo gli eroi. Voleva fottermi questa antiaerea, ma gira, ha messo gli eroi. E probabilmente non mi ha preso l'antiaerea, mi ha fatto un po' di percentuale per portarsi in vantaggio. Qua con gli eroi ha fatto probabilmente 20% e manda le mongolfiere in mastino. La sua tecnica d'attacco, ho guardato diversi video di Brandon e sono veramente tali e quali, e perciò entra scialla. Quando lo stavo guardando in live ho detto porca puttana, sto qua mi fa 2 stelle o anche 3 stelle. Ma ragazzi, ci ho avuto per mia fortuna un culo della Madonna in questo caso, perché non mi ha congelato la seconda torre inferno che era possibile gelare, e perciò il Town Hall me lo sono risparmiato. Probabilmente era arrivato a metà della vita del Town Hall, era così disperato che mi ha messo anche una pozione veleno e i suoi maledetti Sgarier 6 che potevano farmi qualcosina, ma c'avevo le Tesla. E qua c'avevo il suo nuovo eroe volante, madonna, odioso, 70, fa anche 72, 73% qua. Maledetto, 79%. Se vincevo una difesa contro di lui era più 35, 36, madonna, perché non perdete una difesa contro di me? E come possiamo vedere sono anche stra pieno di oro, ho 10 milioni, non so cosa farmene, ragazzi. E il mio prossimo muratore finisce tra 2 giorni, madonna. Ragazzi, vi faccio vedere anche qua guardia. Allora, ho ancora la guardia per 40 minuti e la mia sessione scade tra 3 ore. Non so se lo vedete, sono mezzanotte e 8 minuti. So che non volete vedere tanti replay, perciò ho registrato alcuni attacchi in live e ora ve li faccio vedere. Come al solito ragazzi, prima di iniziare a farvi vedere gli attacchi in live, massimo supporto anche per questo, anzi per questo video almeno 15.000, perché mi sto veramente distruggendo questa volta per portare questo video qua. Ok ragazzi, dopo anni di ricerca abbiamo trovato un villaggio. Questo è un villaggio che odio, mi sembra che ce l'ha anche Teos, maledetto. Allora, perciò non dobbiamo failare. Pum, apriti sesamo. Apriti sesamo. Guarda, se failo oggi mi incazzo. Pum. Madonna. Mi incazzo. Oggi mi incazzo, cioè. Per favore non fatemi incazzare veramente. Oh ragazzi. Ok. Spaccato. Ta. Qua ci mettiamo una bella assalto. Gol al centro. Bam. Ta. Maghetti qua, eroi naturalmente. Ok, entrate al centro. Ok, mi stanno già morendo tutti qua, fanculo. Bella, no!
No, non morite, non morite. Nessuno può morire qua ora. In questo momento non vi autorizzo a morire. Una bella pozione... sì, furia, veleno. Un'altra gelato ora. Un'altra furia. Ok. Oggi mi sa tanto da fail, porca puttana. Io qua mi incazzo, faccio fail, non so neanche parlare. Ok, dai. Minchia sto mastino. Ragazzi, mi sto cagando addosso. Ok. Andate al centro, madonna. Schizzo malissimo. Ok, calmati. Madonna. Piccoli di mastini di merda. Prendi Town Hall. Madonna. Cazzo giri. Qua mi incazzo. Porca puttana. Dai. Puttana vacca adesso mare. Oh. Sta scalata. La odio, porca puttana. Odio sta scalata. Mi sono cagata addosso. Se perdevo, praticamente buttavo via 3 ore di gioco. Erano meno 34 coppe, porca puttana. Penso che l'errore in questo attacco sia stato l'unico assalto qua al centro. Forse era meglio che faccio spaccamuro qua e mettevo una pozione salto qua, una al centro e una qua. Praticamente i golem si sono tutti radunati al centro e hanno praticamente le difese tutte ai lati li hanno distrutti. Torniamo a casa, mi sto cagando veramente addosso, ragazzi, sto ancora tremando. Io tipo là, no, felo alla grande. Ok, torniamo a casa. Ok, questo è l'invito. Comunque per chi me lo chiede, praticamente io cerco senza clan perché si dice che senza clan in ricerca si fa di più. Ah ragazzi, un bellissimo Town Hall livello 9. Allora, questa è una difesa anti 3 stelle da Town Hall livello 9, ma penso di farli lo stesso 3. Allora, pum. Ok, distrutta. Allora, golem qua. Dato che è bella grande sta difesa, distribuiamo tanto largamente le nostre truppe. Ora mettiamo un po' anche a casaccio ste bombette. L'importante è che gli eroi entrino al centro e non girino. Perfetto, forse mi sa che non uso neanche la pozione salto. Anzi, la devo usare. Pancre, veleno, una bella furiozza, pum, bordello, terremoto e sti cazzen. Allora, qua vediamo se mette un'altra furia. Ma sì, mettiamo un'altra furia, un altro gelato. Perfetto. Se entra al centro del villaggio, ragazzi. Forse un misero 3 stelle. Comunque ragazzi un po' non vale. Io sono TH11, sto povero ragazzo qua è un TH9 maxato. Vabbè che mi offriva solamente 6 coppe, manco fossero chissà che cosa. Sto registrando, sì perfetto, sto registrando. E gli eroi sono ancora in vita. LOL, sono un bambino Akab. Dai, apriti, sesamo. No, bombetta. Ho attivato troppo tardi l'abilità dell'eroe. Vabbè, qua facciamo benissimo 3 stelle. Facciamo abilità. Dengde. Basta pozioni finte tutte. Dengde. 6 coppe più 300.000 di bonus. Ragazzi, più 37 coppe. Allora, se failo sono un pezzo di merda. E non so da dove attaccare ora. Minchia. Sono un po' distratto dalle coppe che può offrirmi. Madonna, se failo butto giù la casa qua. Butto giù tutto, ragazzi. Non posso failare. Sono un bambino Akab. No. Dai. Una bella veleno sulle streghette di merda. Dai ragazzi, sono bambino Akab. Devo prendere... Cazzo giri. Madonna, mi sto già imbestialendo.
Cioè, no, dai, cazzo, la pozione salto l'ha messa. Madonna, che cazzo giri. Mi fa imbestialire questo. Mettiamoci una terremoto qua, va là, che mi hai rotto il cazzo te. Pozione questa, sì, la pozione, l'eroe, madonna ragazzi, qua mi imbestialisco, Madonna, cazzo giri! Regina di merda, veramente ragazzi. Perché? Perché? Io mi chiedo perché delle truppe devono girare sempre, madonna. Puttana che a vacca de sciomare. Ecco, quando io trovo tante coppe faccio queste cose qua. Ecco, i golem su furbi. Fanculo, tu arrivi l'ultimo secondo golem, pezzo di merda. Ora forse sentite delle ventole e il mio Mac che sono partite perché sto anche montando e registrando nello stesso momento, perciò lasciatemi tanti like perché questa serie veramente mi distrugge, mamma mia. Non sapete quanto sto bruciando dentro di me in questo momento perché è la seconda volta in questa scalata che mi apre un villaggio con tante coppe e ogni volta che mi apre un villaggio con tante coppe io devo failare come un nabbo. Nabbo, ecco, nabbo è la descrizione giusta. Vabbè, più 12 coppe non sono male, torniamo a casa. Ragazzi, vi confesso di avere un po' paura di failare su questo tipo di villaggio. Allora, non so come fare. Vabbè, proviamoci perché non c'ho più voglia di. Sì, vaffanculo, grazie al cazzo te. Pam! E qua ci scommetto che ce n'è un altro. No, qua non c'è. Hab, mammino Hab. Porca puttana. Madonna, prima non è esplosa. Da 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 da. Ok. L'importante è che ai lati entrano bene i golem. Perciò puliamo bene esternamente. Ok, una tipa mi scrive. Mettiamo una bella furietta. Ecco, perfetto. Scatta la bomba gigante. Tac tac tac. Pozione veleno. Dai, dai. Dai, entrami al centro del villaggio. Bitches, please. Bitches, please. Una bella furietta. Bitches, please. Un'altra bella gelato. Abilità del nuovo. No, non ancora. Del nuovo eroe ora. Punk. Ok, taglio il mio. Sciala sciala qua 2 stelle. Bitches, please. Oggi sono tanto bambino Hab. Ah, e fanculo, c'è anche la terremoto. Ma sì, a sto punto me la risparmio. Ok, la regina non può morire ora. Manco il re. Manco il re. Fanculo. Oh no, 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 qua mi imbestieriscono, se non faccio manco 2 stelle. Mettiamo terremoto. Porca puttana. Mi incazzo, eh. Mi incazzo, eh. Oh. Odio sta scalata, la odio. Ogni volta mi fa cagare in mano con. Sapete quanto mi fa incazzare. Ok. C'è ancora il golem che è in vita. Il mio re sta steccando l'arco X. Facciamo un po' di percentuale così aumentiamo i bonus. Sinceramente. Ragazzi, sta prendendo il nero, mamma mia. Che bravo sto eroe, vabbè. Allora, stavo dicendo che probabilmente sono pieno di oro. Forse ho voglia di gemmarmi qualcosina, però ragazzi ho solamente 10.000 gemme. E so che per le ultime 100, le ultime 200 coppe devo germarmi praticamente tutto e quasi sempre. Perché sei sempre là, un passo alla leggenda e non vuoi aspettare, perciò ti gemmi sempre tutto per prendere le coppe. Perciò cerco di risparmiare un po' ora e quando sono quasi a leggenda, guarda, farò così con le gemme. Farò il bambino Hab. Intanto vediamo sto eroe se ha preso il nero. Manca praticamente poco niente, sta torretta era in costruzione, perfetto. Boh, facciamo un po' di percentuale. Ok, abbiamo fatto 6 coppe e praticamente ragazzi, a Lega Titano 2, quando fate coppe farmate nello stesso momento, praticamente fate veramente un bordello di risorse. Qua abbiamo più di 1 milione, no, forse non più di 1 milione, 900 qualcosa sui 900.000,
Vabbè, torniamo a casa. Ok, ultimo attacco in live, speriamo di non failare. Allora, come facciamo ragazzi? Madonna. Fanculo lo sapevo, bomba gigante. Sì, la scatto. Ancora un'altra trappola del cavolo. Tagadagada. Mamma mia, sto qua è furbo ragazzi. Prima gol a sto punto. Troppo furbo questo, non mi piace. Te. Sto qua non mi piace, troppo furbo. Dai, entrate, madonna. Che schizzo male qua. Furia. Terremoto. Porca puttana. Abilità. Mamma mia. Qua mi incazza bestia. Qua. Abilità. No, non posso fare almeno Town Hall, dai. Prendi Town Hall. Dai, prendi Town Hall. E mi ingazza. Ah, madonna. Questa scalata ogni volta mi fa venire dei infarti, madonna ragazzi. Attacco preso, 33, non faccio la seconda stella, ma vabbè. Come ultimo attacco ho fatto veramente cagare la minchia. Ai. Ok. Ma sì, a sto punto facciamo il reso, non facciamo la seconda stella. Torniamo a casa, ho fatto solamente 2 misere coppe. Allora, andiamo in classifica, aspettate. Ok. Allora, andiamo in classifica. L'asticella dell'eccellenza si sta alzando sempre di più. Ora per arrivare nella top 200 servono 4600 coppe. Quando avevo iniziato la sessione servivano solamente 4580 o 90. Perciò ragazzi, questo era tutto per il video di oggi. Come al solito spero che vi sia piaciuto. Perciò lasciatemi un like e un commento. Per questo video almeno 15.000 like.